Ciao a tutti ragazzi, allora oggi abbiamo deciso di fare un video un po' diverso. Ogni anno a Palermo, nella notte fra il 3 e il 4 settembre, migliaia di palermitani, siciliani e turisti affrontano la famosissima Acchianata di Monte Pellegrino. C'è chi lo fa per andare a chiedere una C'è chi lo fa per andare a chiedere una... Grazie. Lo rifacciamo? Sì. Vai. C'è chi la fa per andare a chiedere una grazia a Santa Rosalia, c'è chi la fa per farsi una passeggiata. E c'è chi la fa per bruciare le calorie accumulate durante l'estate. No, non è vero. I fedeli più devoti affrontano l'Acchianata a piedi nudi o addirittura in ginocchio. Ma oggi Claudio Casisa affronterà l'Acchianata in una maniera ancora più difficile. Con l'infradito Monte Pellegrino, arriviamo! E se non c'è, tavolo la oggi, per che danno caffè babaluci. Ragazzi, ci siamo! Stiamo partendo, stiamo iniziando la nostra Acchianata. Quello era l'ingresso principale. Avremmo già fatto 50 metri e io sono stanco, amore, stanco. Ma tu te lo fai con le tappine, con l'infradito. Guardate che ingiustizia, io, zaino, infradito e che tengo pure la telecamera, lei non fa niente. Ma proprio questo cappellino Perché... tu non dovresti dire niente. Guarda, va sempre più veloce col... L'Acchianata bisognerebbe farlo in un orario, diciamo, in cui non c'è caldo. Noi 5 pomeriggio come noi. Stiamo sole. 400 metri. Abbiamo fatto 400 metri. Fanno soltanto 3,6 km. Già vogliamo morire noi. Negli scout mi insegnavano che c'è un passo, perché ho fatto gli scout, che c'è un passo che ti permette di andare a bello spedito. Lei parla, fa scout. Guarda com'è spedita. Io ho bisogno dei miei tempi. Io non sono scout, va bene? Piano! Devi andare piano! Devi andare piano! Madonna degli scout, la gran strada che si snoda intorno, vecchio mondo, io ti ascolto. Sto pensando che mi sono messo questo cappellino perché magari inizia a roteare velocemente e spicco il volo. È bevuto a tutti. Guardatelo che carino. Siamo a 1,2 km, ci possiamo fare la prima sosta. Devi riprendere questa cosa, devi riprendere. Questo è quello che porta lei, questo è quello che porto io. I giuri militari, Carinzia c'è un esercito. Cioè, ora tu mi devi dire perché abbiamo portato questa cosa. Aiuto! Cioè, ci sentiamo solo noi. Il popolo in cammino. Ma tu sei D-Max. Avete sapere che il mio sogno è andare su D-Max. Ma secondo te ci mandano su D-Max con questa cosa? No. Ma quando ci dobbiamo fermare? A 2 chilometri! Non arriviamo più, ragazzi! Adesso mi dai lo zaino. Andiamo! Forza! Raccontiamo la meravigliosa storia della meravigliosa Santuzza di Palermo, la patrona di Palermo, che è Santa Rosalia. Santa Rosalia è nata a Palermo, lei sentì la vocazione di Dio e decise di vivere la sua vita in eremitaggio. e poi stiede gli ultimi 8 anni della sua vita qui a Monte Pellegrino, in una grotta. Circa nel 1600 Palermo venne colpita dalla peste, furono ritrovate le ossa della Santuzza, vennero fatte sfilare per tutta la città e al passaggio delle ossa di Santa Rosalia tutti gli appestati guarirono. Da allora fu nominata Santa Patrona di Palermo. Siamo arrivati a 3 km, ci possiamo fermare? Sì. Anzi, l'ultimo chilometro arriviamo. Ce la possiamo fare. Già a fare l'Everest. No, dai! E se devi fare la cacca, ce l'abbiamo pure. E qua c'erano delle merendine. Ma è tutta Poi me l'ho schiacciata. detto. Pure io la voglio. Ti sbrighi? Mamma Andrea. Guarda, qui è venuto il nonno di Heidi a spaccare la legna. Le caprette ti fanno ciao. Possiamo Questo per colpa mettere tua. un poco il telefono sotto carica in qualche bar. Ma vedi i bar? Là sopra! Non ne so i bar. Là sopra! Voi fate puzza, vero? Vero?
Perché io sto facendo un tanfo che neanche la morte. Che si doveva scendere. Stiamo arrivando ragazzi, davanti a noi c'è vita. Siamo partiti alle 5 e sono le 7, ci abbiamo impiegato 2 ore. Beh. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Ciao Santuzza. Salve, Noi siamo Anna e Claudio. In arte. Brad Pitt e Angelina Jolie. In arte i soldi spicci. Vabbè, intanto scusa se ti stiamo disturbando. Niente, noi passavamo per caso. Per caso? E ci siamo fatti 4 km e passa a piedi, ho le infradito distrutte. Passavamo di qua e volevamo dirti che l'11 ottobre esce il nostro primo film al cinema. Se poi venitelo a guardare che ti passi un'oretta e mezzo serena, spensierata. Se puoi, stacci vicino in questa avventura e fa che vada tutto bene. Fra noi palermitani ci capiamo, mensa parola. Molto accusato Yoko. Amen. E dopo 4 km ci voleva solo il panino con le panelle. Per recuperare energia. Viva Palermo e Santa Rosalia. E il panino con le panelle.